Ultimo atto del girone di andata e del 2020. Archiviato la Coppa Italia, è tempo di concentrarsi. Archiviato il campionato, pardon, è tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia e decidere le sorti per entrambe le squadre, sia dalla parte della Grandina che dalla parte del Gemini. Allora, il buon pomeriggio dal comunale Toto Russo di Aragona, mentre scena oggi Agragas Gemini per l'andata dell'ottavo di finale di Coppa Italia. Squadre che hanno iniziato il 2026 direi con il piede giusto, entrambe con una vittoria, Agragas Corsara a Ragusa contro la formazione nero-verde. Gemini reduce da una bella vittoria in casa per 3-0 ai danni del Casteldaccia. Diamo subito uno sguardo alle formazioni in campo con l'Agragas che si schiera in campo con le Cagnine tra i pali, difesa Vizzini, Cipolla, Noto e Messina, centrocampo Pingo, Oniemi, Gatto e Rizzo, in attacco Tripoli e Gambino. Risponde alla formazione di mister Piero Alberto Angona con Sadilbeni tra i pali, ancora la febbre, Lucio Deniere però in panchina. Difesa con Seiter, Randone e Miceli, centrocampo Beca, Colli, Muratore, Berri e Lucata, in attacco Stassi e Lucera. Un po' di freddo qui al Sottorusso della Lavona, tanto pubblico. Allora, per la direzione di gara affidata al signor Federico Di Carlo della sezione di Palermo, motivato dagli assistenti Antonio Barone di Marsala e Vincenzo Settipani di Trapani. È quasi tutto pronto per l'inizio della gara tra Agragas e Gemini. Ricordiamo l'Agragas che si ritrova a fare a meno del suo allenatore in panchina, ovvero Sebbi Catania, squalificato. Sulla panchina Catantina siede mister De Rosa. Tante persone tra il pubblico, soprattutto per quanto riguarda tante formazioni di eccellenza e promozione, sono alcuni componenti del Camarat, altri dell'Aragona, peraltro squadra di casa, intravedo anche qualcuno del Favara, mentre in campo sono quasi pronti per iniziare la gara.
fischio del direttore di gara allora ha inizio la gara tra Akragas e Gemini, con il primo pallone per i ragazzi della montagna, il mister Pieralberto Ancona, oggi maglia nera, classico bianco-azzurro invece la squadra di casa. Perry va da Muratore, attaccato da Oniemi, poi indietreggia su Miceli che torna indietro da Antoni, dall'altro lato su Seiter, lancia in avanti a cercare qualcuno tra Stassi e Lucera, il pallone si spegne direttamente sul fondo, facile presa per Cagnino. Allora occhio che riparte l'Akragas con Gatto, torna indietro da Cagnino, allarga su Messina. C'è da spostare un'auto qui proprio il parcheggio dietro il lancia in campo. avanti È una a cercare Tripoli, EG Emboli Genova Zona King, lancia in avanti a cercare Pizzini, dietro da Gatto, attaccato da Lucera, a servire nuovamente King e ci riesce, poi Noto lo stadio informa ai spettatori in campo di spostare qualche vettura. C'erano anche cose bizzarre. Cipolla lancia in avanti a cercare Gambino, prova ad andare direttamente alla conclusione, non è deviato, anzi non è completamente sbilenco di Gambino. Si ripartirà dalla rimessa di Antonio Saglipeni, lui che ha giocato titolare anche nell'ultima partita di campionato, ha giocato una gran partita portando a casa un grande clean sheet. Noto, in anticipo su tutti, mettendo fallo però calcio di punizione in favore del Gemini. Si rialza in questo momento Lucera, si stringe la mano con Noto, e allora il gioco che può proseguire. Si riparte da Messina, Cipolla allarga su Vizzini, l'ex Camarat scarica su Noto, in avanti a cercare Gambino, copre la difesa del Gemini, poi occhio al pallone su Oniemi che prova ad avanzare in area di rigore, ancora Oniemi, dentro Oniemi, alla fine l'ultimo a toccare è stato proprio il numero 10 dell'Akragas. Si ripartirà dal rinvio dal fondo per il Gemini. Squadre che vengono, ricordiamo, da un ottimo momento, entrambe con una vittoria hanno iniziato questo 2026, entrambe si trovano in seconda posizione ad inseguire il Gemini, l'Aragona che si trova a più 3 in classifica, l'Akragas, il Priolo si trova a più 5 e sta facendo davvero un gran campionato. La vera rivelazione del girone D di promozione. Messina, poi il pallone per Noto, in avanti a cercare Tripoli che prova ad allungare su Gambino, lontana la difesa del Gemini, poi King, Bizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akragas, è stata creata da Peppe Gambino. Che l'anno scorso qui ad Aragona è stato capocannoniere del girone A di promozione, anzi quello dello scorso anno era girone C se non sbaglio. Lui
fu capocannoniere con 23 reti. L'Aragona chiuse al sesto posto in classifica, mentre attenzione, incursione centrale dell'Akragas con Tripoli, pallone allontanato dalla difesa. Poi Seiter attaccato, riesce a servire Stassi, che lui è attaccato da Noto, con la fascia da capitano Giorgio Stassi per l'assenza di Daniele Mangiapane e di Andrea Messineo. Lancia in avanti a cercare Lucera, che prova a vincere questo contrasto con Messina. Leggera spinta da parte del numero 2, non dannosa secondo il direttore di gara. Si partirà dunque dal rinvio dal fondo per Cagnina. Cipolla avanza centralmente, lancia in avanti a cercare Vizzini, copre bene Seiter. Miceli, Muratore, avanza tra le linee, c'è libero Lucera, Muratore lo serve, Lucera va al cross defetto da parte della difesa, poi infine riesce a spazzare Messina. Miceli, dietro da Antona, sguardo un po' intorno da parte di Antona, alla fine serve Berry. Colley, filtrando a cercare Licata che si trovava un po' avanzato, riesce a servire Muratore, poi scambia con Miceli, adesso il pallone finisce su Colley. Muratore, giro palla del Gemini, il pallone in avanti a cercare Stassi che forse tocca con un braccio, quel forse si trasforma in evidente. Allora il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per l'Akragas. Gambino, da parte di Licata, l'arbitro lascia proseguire, allora Tripoli prova ad entrare in area di rigore, allontana la difesa, allora pallone su Vizzini. Gatto allarga su King, l'ex Camarat su Gatto. Noto, si riparte da Cipolla. Messina, Rizzo prova ad avanzare, perde palla sull'attacco di Muratore che prova a partire, era riuscito a sfuggire a 2 avversari, era libero Lucera, alla fine il pallone intercettato dall'Akragas, adesso rimessa laterale per il Gemini. Antona, Miceli, Stassi, poi Muratore, pallone su Licata, attaccato da Cipolla in maniera ruvida, alla fine è rimessa laterale per il Gemini con Gianluca Muratore che cede al compagno di squadra Licata. Berry, pallone su Colley, Lucera, filtrante a cercare Veca, interviene in due tempi Cagnina, fa su il pallone. Messina, Cipolla, di nuovo Messina, pallone in avanti a cercare Gambino che lascia su Tripoli, alla fine interviene la difesa delle Gemini ad allontanare e allora Colley prova a ripartire. Chiusura difensiva perfetta da parte di Messina che guadagna anche la rimessa laterale e riparte da Cipolla, eterno capitano dell'Akragas. Dopo il fallimento della D è ripartito dallo Sciacca, ha vinto la Coppa Italia d'Eccellenza e adesso è tornato a casa base. Pallone su Messina, in avanti a cercare Rizzo, forse troppo lungo ma Rizzo ci arriva, mette il cross in mezzo, il pallone era uscito, poi aveva rischiato di farsi autogol Antona, ma è solamente rimessa dal fondo. Decimo minuto, sempre 0-0 tra le due squadre, pallone al Gemini
che va con Muratore. Prova a servire Miceli, pallone troppo lungo, qui sbaglia Gianluca Muratore. Lui che qui ad Aragona il 7 dicembre, nonostante la sconfitta dei suoi contro appunto la squadra di casa, è stato autore di un'ottima partita. Tanto Tripoli riesce a scappare dalla marcatura di Antona, interviene poi Miceli, costretto a mettere fuori perché Antona rimane a terra e dunque l'arbitro ferma il gioco perché Antona ha subito un colpo al volto e allora gioco fermo per l'intervento dello staff sanitario in campo per soccorrere Antona. Ripercorriamo il cammino delle due squadre in Coppa Italia. L'Akragas ha vinto per 5-0 il primo turno contro il Gemini, contro l'Aragona, e poi il ritorno, l'ultima partita all'Esseneto è terminata per 4-1 sempre in favore della formazione di Mister Catania, e poi i sedicesimi vinti per 1-0 in casa e per 2-1 in trasferta contro la Margheritese. Gemini invece ha affrontato il Casteltermini vincendo per 3-1, Casteltermini pareggiando 2-2 in casa e poi il 5-2 in casa contro il Sera di Falco ed il 2-0 in trasferta in casa dei Falchetti, mentre Stassi rimane a terra. Qui proteste vivaci da parte del pubblico, l'arbitro ferma il gioco. Stassi si rialza, si ripartirà da questa punizione per il Gemini. Allora Slater, Becca, Lucera, posizione di fuorigioco, accorge l'assistente del direttore di gara Settipani, calcio di punizione per l'Akragas. Cipolla, Gatto, pallone per Noto, scorbutico nel cercare il pallone, alla fine c'è il recupero da parte del Gemini Conberri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa Re Giorgio in area di rigore, firma l'1-0 del Gemini. Siamo al 13° minuto di gioco, ha colpito Re Giorgio, lo ha fatto nel migliore dei modi, lui che non trovava il gol praticamente da novembre. Per quanto riguarda la Coppa Italia ovviamente, tornato dopo un lungo infortunio, è tornato benissimo. Bizzini, pallone in avanti a cercare Gambino, poi occhio all'inserimento di Rizzo, pallone che resta in area di rigore, poi la conclusione, alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi la conclusione alta di Uniemi, aveva già fischiato il direttore di gara. Ripartirà dunque dal calcio di punizione per il Gemini. Muratore, Antona, Miceli, è lunga col tacco, provato a servire Licata, alla fine si ripartirà dalla rimessa laterale per l'Akragas già battuta. Cipolla,
Noto in avanti a cercare Vizzini, pallone troppo lungo, si partirà dunque dal rinvio per il Gemini. Beca, Miceli, avanza palla al piede Miceli, riesce a servire Licata che rientra, provato nuovamente a servire il numero 13 del Gemini, alla fine allontana la difesa dell'Akragas con Gatto, poi pallone che si spegne in rimessa laterale, zona offensiva per l'Akragas, c'è Dylan Rizzo, lo sguardo in mezzo, c'è lì vicino Niemi, Rizzo va proprio dal numero 10 dell'Akragas, attaccato da Miceli che gli scippa del pallone, fa ripartire la sua squadra, interviene Gatto, torna indietro da Cipolla, cambio di gioco a cercare Vizzini, pallone troppo lungo, Vizzini ringrazia, si partirà dunque da questa rimessa laterale per il Gemini. Seiter, Veca, ci mette il piede Vizzini e prova a far partire l'Akragas, qui carica sul Gambino, sarà calcio di punizione dunque per la formazione bianco-azzurra. C'è Gatto sul pallone, lui incaricato del calcio piazzato, ovviamente Yama siede in panchina. Gatto prova ad andare alla conclusione, pallone che si spegne sul fondo, forse c'è stata una deviazione, proprio così si ripartirà dal corner della squadra di casa. Gatto, nuovamente lui l'incaricato della battuta, poi di spinta in area di rigore, il cross di Gatto a cercare Cipolla, principale saltatore dell'Akragas, pallone si spegne in rimessa laterale. Vizzini, ora scambio di battute, alla fine andrà Noto la battuta di questa rimessa, praticamente un calcio d'angolo a cercare Gambino, poi ci mette la testa Gatto, Niemi atterrato, calcio di punizione per l'Akragas, sempre dai 27 metri circa, è sempre Natale Gatto la battuta. Sistema la barriera Sanguimpeni, Gatto ha intenzione di tirare, va Natale Gatto verso la porta che pian piano cambia destinazione e si spegne sul fondo. Mentre viene richiamato mister Pier Alberto Ancona, che il colore del giubbotto del mister del Gemini faceva confusione con la divisa dei suoi calciatori. Viene invitato dall'arbitro ad allontanarsi. Adesso si sta mettendo la casacca mister Pier Alberto Ancona.
Luca Antonio, Seiter, in avanti a cercare Lucera, poi palla che filtra, stava per inserire anche Colley, alla fine palla su Cipolla. Messina, di nuovo il capitano dell'Akragas, Noto, Vizzini, in avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spende alto sopra la traversa, sfiora l'incrocio dei pali, ci ha provato Charles King, una bella conclusione con il destro da parte del numero 4 ex Samarat, ex Shaq e Propaganda. Stanno chiamati al servizio mister Sebbi Catania dopo la vittoria in promozione con i Montaner Biancazzurri. Intanto il recupero palla da parte di Licata e poi Lucera prova a ripartire, pallone a cercare Stassi, chiude bene Noto e poi King, Cipolla, Natale Gatto, Messina, Tripoli, poi il rimpallo che favorisce ancora la formazione biancazzurra, alla fine si ripartirà da questa rimessa laterale. Messina scambia con Rizzo, alla fine sarà rimessa laterale per il Gemini, qui scambio sbagliato da parte di Tripoli e Rizzo. Allora palla alla formazione maglia nera. Altra rimessa laterale sempre per i Gemini, mentre il mister Piero Alberto Ancona ha rinunciato alla casacca e si è messo un giubbotto verde. Miceli, occhio andando a questo scontro di gioco tra Stassi e Rizzo, alla fine l'arbitro fischia calcio di punizione in favore del Gemini. Muratore, Miceli, Antona, poi Seiter, di nuovo Antona, in avanti a cercare Muratore, si libera sempre tra le linee, adesso serve Miceli, nuovamente Gianluca Muratore, di nuovo Miceli, attaccato da due avversari, poi interviene King a rubargli palla, alla fine alla meglio Berry, Muratore, Licata, nuovamente Gianluca Muratore, il pallone però era già uscito, si ripartirà dalla rimessa laterale in favore dell'Akragas. Già battuta la rimessa, pallone su Tripoli, di fatto concede la rimessa laterale agli avversari. Miceli, Antona, non è difficile per Seiter, riesce a controllare l'argentino in maglia 16, poi lancia in avanti a cercare qualcuno tra Lucera e Stassi, non è troppo lungo per entrambi, alla fine si partirà dal rinvio dal fondo dell'Akragas con Cagnina. Cipolla, Noto, Niemi anticipato perfettamente da Muratore, e qui lamentela da parte del pubblico, alla fine però il pallone viene riconquistato dall'Akragas anche se in maniera irregolare, dunque sarà calcio di punizione per il Gemini. Antona, Berry, pallone su Miceli, attaccato da Niemi che gli porta via il pallone, poi interviene nuovamente il numero 13 del Gemini,
discussioni, ci sono 2 palloni in campo, tanto l'Akragas riprende a giocare, ma l'arbitro Riccardo invita a ripetere l'azione. Cipolla, pallone per Noto, avanza palla a piede Noto, ancora Noto in mezzo a 2, riesce a passare, poi Niemi prova a servire nuovamente il numero 6, alla fine alla meglio la difesa del Gemini che spazza. Messina, Cipolla, pallone per King, troppo lungo, si ripartirà dalla rimessa laterale in favore del Gemini, ne approfitta per perdere un po' di tempo. Seiter, King e poi Noto a spazzare il pallone. Gambino viene favorito da questo rimpallo, alla fine il pallone lo riconquista prima il Gemini e poi l'Akragas con Tripoli che prova ad avanzare, ancora Silvio Tripoli allarga su Vizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa, ci ha provato ancora Charles Fink. Seiter, Berry, Colley, Veca, poi Seiter, Antona, allora in avanti a cercare Miceli che si stacca dalla marcatura di Rizzo, poi avanza centralmente, ancora Miceli col pallone tra i piedi, poi Stassi dà una mano al suo compagno di squadra e torna indietro da Seiter che scambia con Veca, di nuovo Seiter con il pallone a cercare Lucera, allontana la difesa con Uniemi e poi Vizzini a spazzare. Gambino col tacco riesce a servire Tripoli che appoggia su Gatto, in avanti il pallone a cercare Dino Arrizzo, riesce a tenere il pallone in campo, non secondo il direttore di gara, si partirà dunque dalla rimessa laterale in favore del Gemini. Non era uscito il cretino! Sassi molto indietro rispetto alla sua posizione in campo, poi qui fallo da parte di Gianluca Muratore, calcio di punizione per l'Akragas. C'è Gatto alla battuta del calcio di punizione, pallone in mezzo a cercare Cipolla, non è troppo lungo, è dunque rimessa dal fondo per il Gemini. Siamo quasi alla mezz'ora di gioco, ricordiamo il parziale di 1-0 in favore del Gemini, ha trovato la rete del vantaggio al 13° minuto Stassi. Colley, allora in avanti a cercare Lucera, interviene Noto, poi Gatto prova a mettere ordine, attaccato da Lucera che ovviamente gli sta addosso, ancora Gatto prova a passare in mezzo a 2, poi King rischia un pochettino sull'attacco di Stassi, alla fine Messina riesce a mettere ordine e a servire il suo portiere. Noto riesce a saltare Colley, a servire Gambino che riparte da Gatto, lancia in avanti a cercare il Rizzo, posizione regolare, esce Saglimbeni e lo anticipa. Ottima uscita da parte del numero 77 del Gemini. Attenzione all'attacco di Berry su Uniemi, alla fine il pallone lo riconquista il Gemini e poi intercetto da parte di Gatto
King, Rizzo, riparte da Cipolla, filtrando a cercare Gambino che si stacca dalla marcatura di Antona, appoggia su King, mette il cross in mezzo per lo stacco di testa prima di Gambino, poi trovato la conclusione anche Tripoli. Alla fine l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in favore del Gemini. Allora gioco che riprende con Micelli avanti a cercare di Cata, l'anticipo di Rizzo, pallone che resta in area del Gemini, poi Gatto prova la conclusione non apprezzata da parte del pubblico di casa. Anche perché in questo momento c'è molto vento alla laguna, quindi pallone che ha cambiato completamente traiettoria. Tanto il pallone in avanti a cercare Tripoli, il recupero, palla da parte del Gemini e poi Gatto qui in maniera ruvida sul muratore. E qui l'arbitro risparmia il cartellino a Natale Gatto mentre si rialza muratore. Antona, Seiter, Berri, Micelli, in avanti a cercare Stassi, poi un rimpallo favorisce la difesa dell'Agragas, il recupero palla da parte di Gatto e poi Tripoli. Recupero palla del Gemini con Micelli che riparte da Seiter. Becca riesce a saltare Vizzini, il pallone che però non resta in campo e dunque si ripartirà dalla rimessa laterale per la ragazza già battuta da Noto. Cipolla, Gatto, Messina, pallone in avanti a cercare Gambino, interviene con grande personalità Luca Antona e mette il pallone in fallo laterale. La battuta Messina che scambia con Tripoli, poi lancia in avanti a cercare Gambino che stacca più in alto di Colley. King in zona tiro, prova la conclusione, occhio! Per poco non riesce a deviare verso la porta Dailan Rizzo, potenziale occasione da gol per l'Agragas. Tra l'altro sia Rizzo che Gambino appunto erano in posizione regolare. Allora riparte il Gemini, il lancio qui sbagliato, recupera palla Oniemi, occhio a Tripoli che trova questo sombrero, infine il pallone arriva tra le braccia di Sabine. Antona, muratore, riesce a resistere alla carica di Oniemi e guadagna questo calcio di punizione, però dovrà battere la posizione più arretrata. Allora Antona, Seiter, Becca, Berri, Micelli, muratore, attaccato da Oniemi, riesce a scappare muratore, poi il pallone su Lucera che torna indietro da Luca Antona, ricordiamo autore della rete del 2-0 sul Casteltaccio in campionato nell'ultima partita. Becca riesce a servire Stassi, poi il pallone in qualche modo era finito su Lucera, alla fine occhio il pallone in avanti ancora a cercare Raimondo Lucera, alla fine si ripartirà da Cagnina, poi
Poi Messina su Gatto, che torna indietro dal numero 1 dell'Akragas. Cipolla, Natale Gatto, Messina in avanti a cercare Gambino, chiusura difensiva da parte di Andone, e poi il lancio in avanti a cercare Stassi, beccato in posizione irregolare dall'assistente Settimani di Trapani. Dopo tutto il calcio di punizione, il pallone finisce su Messina, poi Tripoli attaccato da Miceli. Rizzo in un qualche modo prova a far passare il pallone, alla fine si ripartirà da Gatto, che cambia il gioco su Bizzini. Il cross in mezzo a cercare Gambino, lontana la difesa. Allora Colley prova a ripartire, ancora recupero palla dell'Akragas. Gatto, Noto, Natale Gatto, Messina. Ora palla su Natale Gatto, viene attaccata da Lucera, alla fine riesce a recuperare Cipolla e a far partire l'azione. Noto, di nuovo il capitano dell'Akragas. Poi King, nuovamente su Noto, che mette questo cross in mezzo, pallone su Niemi. Alla fine pallone che si spegne tra le braccia di Saglin Beni, si ripartirà dal numero 77 del Gemini. Licata, Miceli, intercetta Gatto e prova a far partire l'azione. Occhio a Tripoli, che prova ad avanzare verso l'area di rigore, alla fine guadagna un corner tra le proteste della difesa del Gemini. Sarà dunque calcio d'angolo dalla sinistra per l'Akragas. La battuta a Gatto, il cross in mezzo, Saglin Beni costretto a metterci i pugni e a rifugiarsi nuovamente in angolo. Del corner Gatto, occhio al pallone che passa e resta vivo, e poi in un qualche modo Saglin Beni si trova il pallone tra le braccia. E qui proteste da parte dei giocatori dell'Akragas. Rimane a terra Andona. L'arbitro aveva comunque fischiato carica sul portiere. Sarà dunque calcio di punizione per il Gemini. Colley si abbassa a ricevere Veca, alla fine Pizzini intercetta, fa ripartire l'azione da Noto. Cipolla prova a caricare un po' i suoi compagni di squadra, il capitano dell'Akragas. E sbaglia questo pallone sanguinoso. Rizzo alla fine ci mette una pezza Messina, e poi Cagnina spazza, anche se in maniera molto sbilenca. Riesce comunque a recuperare palla l'Akragas con King in avanti a cercare Gambino, un po' distratta qui la formazione di Mister De Rosa. Poi il cross in avanti, il lancio in avanti di Stassi a cercare Lucera, praticamente un tiro in porta quello del numero 9 del Gemini. E allora prova a ripartire l'Akragas con Gatto, Rizzo, di nuovo Natale Gatto avanti a cercare Bizzini, che riesce a stoppare il pallone. Poi il numero sul Veca, alla fine commette fallo Mario Bizzini su Simone Veca, calcio di punizione per il Gemini. Mentre ci avviciniamo sempre di più al 45esimo minuto di gioco, ancora 5 più recupero da giocare. Mentre c'è questa punizione per il Gemini e la battuta Seiter,
direttamente su Cipolla, che riparte da Cagnina, poi Messina, in avanti a cercare Tripoli, che sbaglia l'appoggio, attaccato da Seiter, recupera palla il Gemini con Muratore. Stassi si stacca dalla marcatura, mette questo cross in mezzo a cercare Lucera, qui uscita pericolosa da parte di Cagnina, alla fine ha la meglio, poi si fa anche male il numero 1 dell'Akragas, e quindi gioco fermo e rimane a terra anche molto dolorante Cagnina. Ancora gioco fermo per l'intervento dello staff sanitario a soccorrere Cagnina mentre si sta riscaldando Flavio Manna. Vediamo se riesce a continuare Cagnina. Si rialza il portiere dell'Akragas e fa ripartire l'azione da Cipolla. Poi King, attaccato da 2 avversari, guadagna questo calcio di punizione, mentre rimane ancora dolorante il numero 1 dell'Akragas. Noto, Natale Gatto, in avanti a cercare Vizzini. Il cross in mezzo di Vizzini, forse tocca con un braccio Veca, alla fine palla che carambola su Colley, e poi l'ultimo tocco è stato di Mario Vizzini, rimessa laterale per il Gemini. La battuta da Seiter, interviene King, sarà un'altra rimessa per la squadra di mister Piero Alberto Angona, che in questo momento riesce a contenere la formazione di mister De Rosa. Seiter davanti a cercare Lucera, interviene Cipolla, poi il colpo di testa di Muratore, l'altro colpo di testa a rispondere di Gatto. Alla fine il pallone finisce tra i piedi di Tripoli, che prova a servire il Rizzo, recupera palla il Gemini, poi Gatto intercetta e riparte da Cipolla. Noto avanza palla al piede, Noto guarda la porta, poi serve Rizzo, va a mettersi in area di rigore, il cross è sbagliato da parte di Rizzo e poi il pallone su Lucera, alla fine rimedia all'errore Dailer Rizzo recuperando palla e concedendo la rimessa laterale al Gemini. Rizzo, Gatto, poi riesce a recuperare palla Colley, Miceli, Antono, pallone in avanti a cercare Stassi, che però era in posizione di fuorigioco, lascia scorrere su Cipolla. Poi occhio al pallone in avanti a cercare Vizzini, che riesce a servire King, un po' scoperta la difesa del Gemini, ci mette una pezza ed interviene Colley. Vizzini, Tripoli, scambia nuovamente con Vizzini, poi Alessandro Noto, Alfonso Cipolla, Messina, di nuovo il capitano dell'Akragas, in avanti a cercare un Liemi, occhio all'inserimento di Tripoli, esce e fa su il pallone Saglipeni.
Miceli avanza palla al piede, riesce a seguire Muratore, poi Lucera rientra su Niemi e cambia gioco su Colley. Veca entra in area di rigore, Veca attaccato da Vizzini che gli ruba via il pallone e fa ripartire l'azione con King. Gambino protegge palla, poi prova ad appoggiare su King e concede una rimessa laterale al Gemini, mentre siamo già oltre il 45esimo minuto di gioco. Non abbiamo visto quanto ha segnalato di recupero il direttore di gara. Antona, pallone in avanti a cercare Licata, si partirà da questa rimessa per l'Agragas, poi occhio al pallone pericoloso intercettato dal Gemini. Lucera prova a passare in mezzo a due, poi c'è la chiusura da parte di Muratore, mentre rimane a terra Giorgio Stassi e dunque gioco fermo. E ancora intervento in campo dello staff sanitario. Sì, ovviamente questo tempo che influirà sul recupero. Si rialza in questo momento Stassi, l'arbitro guarda l'orologio e indica di continuare a giocare. Gambino, Gatto, rientra in campo Stassi, occhio all'azione offensiva da parte dell'Agragas con Noto che entra in area di rigore, Noto in mezzo a cercare Tripoli, allontana la difesa del Gemini. Laterale già battuto dalla squadra di casa, il cross di Gatto in avanti a cercare Gambino, allontana la difesa, l'arbitro fischia 2 volte, finisce il primo tempo tra Agragas e Gemini, il risultato di 1-0 in favore della squadra ospite. Noi ci fermiamo per un break e ci rivediamo per il secondo tempo. Agragas e Gemini. Ultimo atto del girone di andata del 2025 per Lascari, Cefalù e Città di Mistretta che si ritrovano di fronte allo stadio Ilardo di Lascari, partita fondamentale per entrambe le squadre, forse un po' di più per gli uomini di Comito che con una vittoria si assicurerebbero il titolo di campioni d'inverno e partono infatti subito forte i padroni di casa in tenuta giallo-rossa con questa azione che parte dal piede di Tiscione per arrivare a destra dove c'è Portera che dal limite controlla e calcia, ma la sfera si perde fuori. Al minuto 12 prima occasione da parte del Mistretta, questa volta sull'out di sinistra con il tentativo di cross, il servizio all'indietro per questo piattone di Raccuglia che per poco non batte man mano, poi dall'altra parte calcio d'angolo, palla inattiva con Tiscione che dall'altra parte raccoglie, effettua il conto cross, Mocciaro di testa, palla che sorvola la traversa alla mezz'ora, altro gran lancio di Pippo Tiscione, particolarmente ispirato quest'oggi, poi Cotugno per Passorella che va subito sotto misura, apre il piattone sinistro e alla mezz'ora porta in vantaggio il Lascari Cefalù, ancora in gol l'esterno offensivo palermitano, sempre più fondamentale, sempre più importante per il Lascari Cefalù. Poi prova a reagire il Mistretta, ma il direttore di gara proprio su una ripartenza pone fine al primo tempo tra le proteste degli uomini in maglia bianco-blu. Allora con le immagini passiamo al secondo tempo, siamo praticamente a metà della ripresa, colpo di testa di Diaz da calcio d'angolo con sfera che si perde fuori, poi la ripartenza è fulminea da parte del Lascari Cefalù direttamente dal rinvio di man mano, ci pensa Danny Mocciaro a mettere il gol del 2-0, non poteva che essere il bomber a cercare di mettere in ghiaccio e al sicuro la partita, poi calcio di punizione dall'altra parte dopo una decina di minuti da parte di Mormino,
bloccato da Mammano. In pieno recupero arriva il gol della bandiera da parte del Mistretta con questa azione insistita. È proprio Mormino che va a raccogliere, si gira molto bene, calcia col destro, la mette lì dove Mammano questa volta non può arrivare, e il gol del 2-1 prova a riaprire la partita il Città di Mistretta, ma proprio subito dopo il calcio di ripresa delle ostilità finisce la partita. Il Lascari batte il Mistretta ed è campione d'inverno. Calenziopario sul girone di andata. Nel girone A del campionato di eccellenza siciliana si gioca allo stadio di Noliotta tra il Licata, capolista, reduce dallo 0-0 di Sciacca, e il Camarat, che a sua volta ha effettuato diversi cambiamenti dal punto di vista tecnico. Tanto nervosismo, tanta tensione da una parte e dall'altra nei primi minuti di gioco, diversi i capannelli tra giocatori di entrambe le fazioni. Poi arrivano le prime occasioni, intanto con questo fallo laterale di Privitera con la palla che spiova in aria, c'è il colpo di testa e c'è il miracolo da parte di Dolenti, poi in qualche modo libera la difesa del Camarat, che poi prova a reagire con una giocata. Dall'altra parte Osvaldo converge, crossa in mezzo, la palla arriva nel cuore dell'area di rigore, dove ci pensa uno dei 9 arrivati, Emanuele Osavie, a portare in vantaggio il Camarat a sorpresa. Gelato il pubblico del Dino Liotta da questo inserimento su un cross dalla destra da parte di Osvaldo, e arriva il numero 3 a metterla dentro. Prova la reazione subito il Licata con questo cross di Lapiana, non arriva nessuno, ci sono anche delle proteste per un presunto contatto all'interno dell'area di rigore, dove va giù tra gli altri anche il numero 11 Arario. Poi proprio Arario nel secondo tempo, pochissime le palle gol nella prima frazione, conclusione di Arario che si spegne fuori, poi calcio di punizione sempre per il Licata che assalta l'arma bianca, la metà campo del Camarat, la punizione di Privitera, tanta potenza, poca precisione. Poi prova all'improvviso a farsi rivedere in avanti anche il Camarat con questo tiro cross dalla destra da parte di Cuffaro, smanacciato in qualche modo da Valenti. Poi torna a farsi vedere la squadra di Bonfatto che attacca sulla destra sempre con Arario, il suo cross arcuato sul secondo palo, tenta la sforbiciata Minacori, la palla però termina lontana dallo specchio della porta. Poi inserimento dalla destra da parte di Prugnone con il cross, e c'è un tocco di mano reclamato dai giocatori del Licata, lo possiamo vedere da questo replay, la spaccata da parte proprio di Osavie, che forse la tocca col braccio di richiamo. In ogni caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore, poi conclusione dalla distanza estemporanea da parte di Pierce che si perde lontano dalla porta di Valenti. Dall'altra parte cross dalla sinistra per il Licata, la palla arriva dalle parti di Arario, poi conclusione da parte di Minacori che trova una deviazione decisiva da parte di Mirabelli. Calcio di punizione per il Licata poco dopo con Tommy Flores che cerca direttamente la porta, decisamente non la trova l'ex di Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. Dall'altra parte l'iniziativa di Pierce che se ne va sulla sinistra, palla in mezzo per Mascaregnas che anticipa Valenti ma non trova il tap-in che poteva significare lo 0-2, e allora il Licata ha ancora spazio per attaccare con il cross, l'ennesimo dalla destra di Arario, contro cross dalla sinistra, la palla spiova all'interno dell'area di rigore, c'è Esposito, c'è soprattutto Arario, altra conclusione deviata in maniera provvidenziale in calcio d'angolo dei difensori dei Montanari che ancora devono difendersi. Qui questa giocata sulla destra tentata da Esposito, il contatto in area, anche in questo caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Poi ancora l'ex Vittoria che propone in mezzo, la palla rimane lì, ci prova Flores col piattone, la palla si alza sopra la traversa, non arriva il gol per il Licata, e allora dopo i 3 fischi può festeggiare il Camarat che dopo i problemi, dopo le vicissitudini in settimana, espugna il campo del Licata, padroni di casa con 2 soli punti di vantaggio sul Marsala, secondo in classifica. Troppo fuori dai pali. La Torre, è passato bene il numero 9, che calcio! Primo intervento da parte di Posca, sta sul suo sinistro, poi dalle parti di Muro, ancora Argibei, non calcia, in buca da Di Maria, ottima l'uscita da parte di Posca, poi Foglia a far correre Di Benedetto, spazio per il 7, c'è equilibrio però fino ad ora 0-0. Muro con spazio su Di Benedetto, finta, doppia finta, poi rientra con la sua lata, la lascia di piede, Argibei, traversa piena, Mendola, la Barbera, Muro, ora lui a puntare, gira ancora la Barbera che ha spazio per andare forte alle parti di Posca, di Gilberto, ancora Lupo, verticale il pallone, occhio, grande riconquista da parte di Mendola e poi puntata da parte di Muro
Argibay rientra sul sinistro, appoggia da Di Maria che esagera nel tocco e nel dribbling da ultimo uomo, esce Di Liberto, foglia dentro da Di Benedetto che sbaglia il colpo di testa praticamente sulla linea a porta sguarnita, facile. Di Maria, Muro a puntare Gambuzza, rientra sul destro, praticamente triplicato il numero 8 Di Benedetto Posca. Lungo sul pressing di La Torre, Occhio che recupera, Di Maria appoggia dalla Torre, la sblocca il Mistral su un errore in uscita da parte dell'arcobaleno Ispica, segna il numero 9 e sblocca la partita in un momento importantissimo quando mancano 3 alla fine del primo tempo. Panchina a rientrare quando possibile, La Torre ancora a pressare, Foglia se la cava, Di Benedetto a girare da Lupo, a rimorchio da Gambuzza e arriva il pareggio dell'arcobaleno Ispica. 1-1, cercavano proprio questo gli ospiti col quinto uomo. Stanno trovando fino a questo momento né Muro né Argibay lo spazio per andare a calciare, qui lo trova Di Benedetto e Di Liberto risponde bene, occhio al Mistral che si è spaventato e può ripartire ancora con Muro, allarga da la Barbera, finta 2 volte, era stato bravissimo con la suolata Modica, cercare il lancio lungo, Di Maria a recuperare Muro, mette dentro La Torre, fa la sponda per la Barbera, sempre a liberare Gambuzza, occhio che Di Liberto vuole fare ripartire subito La Torre, è uscito Posca, La Torre mette il corpo, porta vuota! Bene Di Liberto a far ripartire subito il contropiede e il numero 9 fa doppietta, 2-1 Mistral. Dovrà riprendere La Torre a ripartire, la porta è vuota, nessuno calcia, Mistral in gestione, pressing altissima, partita dei Rossi, la Barbera mette il corpo sul Lupo, la Barbera! Con il portiere assente, punisce e fa 3-1 con Modica fra i pali. Di Maria, spazio per Bendola per punire e ancora una volta Posca. Occhio alla Torre che è tutto solo destro, sparato. Pallone verso Lupo, si appoggia ancora dal suo capitano, dentro il pallone bello per Gambuzza, arriva ancora Di Benedetto, la condiscono benissimo gli ospiti, fa gol Di Benedetto, 3-2, occhio il suo tabellino, anche un assist, occhio intanto a Muro che riparte, poi a recuperare 2 contro 1 contro Di Maria, appoggia da Lupo suolata destro e palo pieno, si salva il Mistral, la toccata di Liberto dove non è stato proprio perfetto, qui Di Maria con spazio per chiuderla, non riesce però a mettere il punto esclamativo sul match numero 12. Muro a calciare, va destro, preso in pieno l'estremo difensore dell'arcobaleno Ispica.
Eccoci tornati in diretta dal comunale Toto Russo di Aragona. Scusa. Per cominciare il secondo tempo tra Akragas e Gemini, ricordiamo il primo tempo si è concluso con la squadra di mister Pier Alberto Aragona in vantaggio per 1-0. L'Akragas ha appena effettuato una sostituzione, è uscito Rizzo per far spazio a Krishna Yama. Cipolla di Cipolla riesce a servire Oniemi, poi Antona, alla che carambola finisce in fallo laterale, si ripartirà dalla rimessa già battuta da Messina. Becca, King perde il pallone sull'attacco di Lucera, allora può ripartire il Gemini. Raimondo Lucera, Muratore, avanti a cercare Stassi, il pallone di Licata, esce in sicurezza Cagnino. Tripoli, poi allontana il pallone la difesa dell'Akragas, del Gemini, pardon, si partirà da questa rimessa laterale in favore della squadra biancazzurra. Tripoli, poi King, il cross in mezzo, allontana la difesa. Becca, Colley, poi occhio all'intercetto, palla del Gemini, alla fine ci mette una pezza Cipolla e guadagna questa rimessa laterale che va lui stesso a battere. In copertura Colley, alla fine recupera palla l'Akragas con Tripoli, allontana il Gemini, prova a far ripartire l'azione, alla fine interviene Yama. Cipolla, pallone in mezzo a cercare Gambino, a 2, semplice rimessa laterale in favore del Gemini. Micheli, Stassi, poi Muratore, chiuso dall'intervento di Gatto, si partirà dalla rimessa laterale in favore del Gemini. Vizzini, poi interviene la difesa del Gemini e allora Vega prova a ripartire. Pallone in avanti a cercare Lucera, viene in copertura Cipolla, poi King, chiuso la Vecca, Yama, guarda in mezzo, prova a servire Oniemi, alla fine interviene la difesa del Gemini che prova a ripartire con Lucera, poi occhio al pallone in avanti a cercare Gambino, in copertura Staglimpeni che fa ripartire l'azione. Allora Muratore, Licata, Natale Gatto, occhio al recupero palla dell'Akragas con Vizzini che mette il cross in mezzo, allontana la difesa, si ripartirà dal corner in favore della squadra biancazzurra.
battuta c'è Yama, va il cross Christian Yama, allontana la difesa e poi Gatto, altra conclusione alta sopra la traversa da parte di Natale Gatto. Unieni, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli, appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas. Il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli su assist di Gambino. C'è il pareggio dunque la squadra di casa, il gol firmato da Silvio Tripoli. Tutto da ricostruire per il Gemini, che fino a qui stava conducendo una signora gara. C'è il risveglio da parte dell'Akragas. Berri, Miceli, Muratore. Avanti questa palla a cercare Lucera. Poi la copertura difensiva da parte dell'Akragas. Pallone di Sassi in avanti a cercare Licata, prova a mettere il cross in mezzo, provato a seguire Lucera. Ha avuto la meglio la difesa dell'Akragas. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli. E qui deviazione provvidenziale della difesa con Vizzini. La battuta di questo corner con Lucera. Interviene con i pugni, allontana Cagnina che poi rimane a terra e si fa anche male. Cipolla, Messina. In avanti a cercare un Niemi che entra in area di rigore, ancora un Niemi atterrato, calcio di rigore per l'Akragas e ammonito Antona. Calcio di rigore per l'Akragas. La battuta del calcio di rigore c'è Giuseppe Gambino. Qui protesta da parte di Sakin Beni. Anzi, chiama la battuta del calcio di rigore, non Gambino. Allora tutto pronto per questo calcio di rigore. Fischia il direttore di Gama. Yama con il sinistro e colpisce il palo. Il palo colpito da Christian Yama. Secondo rigore stagionale sbagliato dal numero 16 dell'Akragas. E allora, come diceva De Gregori,
Lino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Riprende il gioco e Akragas che vuole subito rimediare. Allora Cipolla, Noto in avanti a cercare Gatto, poi il velo da parte di Gambino, alla fine recupera palla l'Akragas con Yama in avanti a cercare il cross e poi smetta di testa Gambino, occasione fallita da parte dell'Akragas. Occhio al pallone in avanti a cercare Lucera, recupera la difesa dell'Akragas. Occhio alla conclusione da parte di Yama, chiude bene la difesa e poi allontana con Stassi. Lucera, di nuovo Stassi, pallone in avanti a cercare Colli, l'uscita da parte di Pellino, ancora Colli, atterrato da Noto, proteste vivaci da parte della panchina delle Gemini e l'arbitro costretto a fermare il gioco, ammonisce Stassi per proteste. Intervento giudicato regolare secondo il direttore di gara. Quando riprende il gioco, è stato ammonito per proteste Giorgio Stassi, è stato anche espulso qualche componente della panchina di vista per Alberto Angone. Intanto occhio all'avanzata centrale da parte dell'Akragas, con il pallone allontanato dalla difesa e poi la conclusione a botta sicura di Messina. Chiude in corner, in rimessa laterale Cipolla. Il cross in mezzo, poi direzione sbilenca da parte della difesa. L'arbitro che ferma il gioco. Prende il gioco, poi l'arbitro costretto a fermarlo nuovamente, rischia questo calcio di punizione in favore dell'Akragas, di punizione in favore del Gemini. Seito
avanti a cercare Lucera, poi Cipolla, forse un tocco con il braccio da parte di Colley. Colley, poi Tripoli attaccato ancora da Colley, interviene Yama e poi palla che si impenna, quasi colpisce la tribuna. Comunque l'arbitro aveva fischiato questo calcio di punizione in favore dell'Agragas. Angelo, avete caricato la batteria? Cipolla, Noto, attaccato da Lucera, poi Cagnino costretto a spazzare. Allora Gambino, Messina, poi King, Cipolla, ancora il capitano, pallone su Yama, il velo a cercare Messina, poi interviene King. Messina torna indietro da Cagnina, poi l'intervento subito da parte del giocatore del Gemini, è stato Licata, anzi Antona, ai danni di Gatto, calcio di punizione per l'Agragas. Al pallone recuperato dall'Agragas, poi Yama, palla che esce, si ripartirà da una rimessa laterale. Ok, andando a questa palla in avanti, conclusione sbilenca da parte di Uniemi, facile per Saglimpeni. Poi Colli, Yama in maniera ruvida, calcio di punizione per i Gemini. Battuta con il calcio di punizione. Stassi attaccato da due avversari, l'arbitro lascia proseguire. Allora Yama, pallone in avanti a cercare Gambino, troppo lungo. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Gemini. Cambio nelle file del Gemini, fuori Simone Vecca e dentro Nana Ovosu. Qualche applauso per il numero 4 del Gemini qui in tribuna. Recupero palla da parte dell'Agragas con Messina, poi Yama, Colli, lancia in avanti a cercare Lucera, il colpo di testa del numero 99, poi Gatto qui sbaglia in uscita
recupera palla Muratore che scambia con Lucera, di nuovo Muratore, poi Berry, il filtrante a cercare Muratore, poi occhio all'avanzata dell'Akragas con Silvio Tripoli, ancora Tripoli, il cross in mezzo allontana la difesa, poi occhio a King, ricavano di tirare, King preferisce tornare indietro da Messina, di nuovo Charles King, Cipolla, Yama la conclusione, spettacolare gol di Cristian Yama, un sinistro che si spegne sotto l'incrocio dei pali, un gol fantastico del numero 16 che si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato, segnato un gol meraviglioso Cristian Yama per il 2-1 dell'Akragas, meraviglia autentica del 16, meraviglia assoluta di Cristian Yama, 2-1 Akragas. D'altronde 75 presenze in Serie A tra Catania e Fiorentina, si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato Cristian Yama. Nana, poi il lancio in avanti di Antona a cercare Stassi, e qui risentito un po' questo gol il Gemini, il mister Ancona manda a riscaldare alcuni uomini, tra cui vedo Perrone, Dio, anche Reina. Berry. Occhio al pallone perso. Tensione a Colle in area di rigore, il cross abbastanza alto. L'occasione sprecata da parte dell'Akragas, pardon. Yama in avanti a cercare Tripoli, recupera palla il Gemini, poi Stassi attaccato da Yama che recupera il pallone e prova a partire in velocità Yama, il recupero palla da parte di Nana Owosu. Si ripartirà dalla rimessa di Vizzini, Noto, Cipolla, poi Messina, occhio al pallone in avanti a cercare un Niemi, l'uscita pericolosa ma efficace da parte di Saglin Beni. Uniemi, cross in mezzo di Uniemi, anzi di Vizzini, viene chiuso dalla difesa, corner dunque per l'Akragas. Il cross in mezzo di Yama allontana la difesa del Gemini, poi Gatto di nuovo su Cristian Yama, il cross in mezzo, di nuovo la difesa del Gemini ad allontanare, e allora Licata prova a ripartire, poi Perry chiuso, contrastato da Cipolla, alla meglio il capitano dell'Akragas. Movimenti anche in banchina dell'Akragas, si riscaldano Camilleri
che fraga pane, è sempre Manna, vedo anche Nobile, mentre rimane a terra, credo si tratti sia rimasto a terra Luca Antona, ecco. Gioco ancora fermo, si ripartirà da questo calcio di punizione affidato a Mario Vizzini, anche se lì vicino c'è Cristian Yama, entrambi ex Camarat. Il sinistro di Yama in mezzo per la testa di King e poi Vizzini. Conclusione ribattuta da Stassi. Si ripartirà dunque da questo calcio d'angolo per l'Agragas. Il cross a rientrare di Yama allontana la difesa del Gemini, poi il recupero palla da parte di King, un Niemi che salta un uomo e poi mette in mezzo, allontana la difesa del Gemini, poi Muratore, Yama in mezzo a due, giocata da parte di Kisha. Yama poi viene atterrato da un avversario, calcio di punizione per l'Agragas. Intanto c'è un cambio nelle file del Gemini, fuori Berri e dentro Damiano Lio. Ci sono praticamente in campo 3 punte per il Gemini, ovvero Stassi, Lucera e Lio. Allora, come potrete vedere dai vostri teleschermi, un Gemini che passa alla difesa a 4. Da capire se Lio farà o l'esterno di destra nel centrocampo a 4 oppure una mezzala, o meglio, ovvero la punta, pardon. Tanto la conclusione di Yama, parata facile di Sarlimpeni, e poi si riparte da Muratore, in avanti a cercare Lucera. Poi la copertura difensiva da parte di Cipolla, rimessa laterale per il Gemini. Lucera, il pallone finisce sul fondo, si partirà da una rimessa laterale ancora per i ragazzi maglia nera. Manovo su, poi Yama in avanti a cercare Gambino, poi Lio intercetta, alla fine la meglio Muratore che prova a far partire Lucera,
c'era sia posizione di fuorigioco da parte del numero 99 del Gemini, c'era comunque arrivato Cagnina. Cagnina, Messina lancia in avanti a cercare Gambino, peccato in posizione di fuorigioco dal direttore di gara. Calcio di punizione per il Gemini. Antona, pallone in avanti a cercare Giorgio Stassi, che resiste alla carica di Noto, poi il numero 6 commette fallo, punizione già battuta. Colley, Lucera, attaccato da King Lucera, calcio di punizione per il Gemini, e poi qui intanto si accende un po' di nervosismo. L'arbitro costretto ad intervenire mentre c'è un cambio nelle file dell'Akragas, dentro Camilleri e fuori Vizzini. Sostituzione Akragas, c'è il numero 3 Mario Vizzini e il numero 13 Samuele Camilleri. Qui applausi da parte della tribuna per Mario Vizzini, ha giocato una discreta partita all'esterno, ex Camarat e Provavara, anche lui tornato a casa base dopo che ha portato in eccellenza nel 2023 l'Akragas, dopo che ha vinto il campionato d'eccellenza nel 2023 con l'Akragas. Mario Vizzini tornato nuovamente in piazza Esteneto. Seiter, Nanao su, occhio al pallone perso da Nanao, e qui prova a ripartire l'Akragas, alla fine alla meglio Miceli, poi calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, già battuto da Nanao su, pallone su Colley, poi Lucera prova a partire in velocità, Lucera, il cross in mezzo che arriva adesso, difesa che allontana il pallone. Adesso c'è un cambio nelle file del Gemini, dentro Perrone, vediamo che uscirà fuori Licata, dentro Neuel Perrone, ex Casteltermini, e fuori maglia numero 21 Licata. Siamo giunti quasi all'80° minuto di gioco, risultato di 2-1, vantaggio nel primo tempo del Gemini e poi la rimonta nel secondo dell'Akragas, prima con Tripoli e poi con uno straordinario gol da parte di Cristian Yama. Gambino riesce a stoppare il pallone, poi attaccato da due avversari, alla fine si rifugia in rimessa laterale. Allora riparte l'Akragas con Noto, poi Cipolla, Yama, attaccato da due avversari, alla fine alla meglio il Gemini con Muratore che ruba palla, ha provato a far partire l'azione, è intervenuto in maniera miracolosa Cipolla, e allora Gambino, Camilleri, pallone in avanti a cercare un Niemi, è sbilanciato il Gemini, ancora un Niemi in area di rigore. Stavolta l'arbitro non fischia, allora Gemini che recupera palla, poi Muratore sbaglia qui lo stop e poi Yama scivola, alla fine recupera palla il Gemini che prova a ripartire con Perrone, servito Antona, poi Muratore attaccato da King, nuovo Antona, il velo di Stassi che ne
cambia con Lio, poi alla meglio la difesa dell'Akragas, recupera palle Gemini con Lucera che si sposta il pallone sul destro, fa partire questa conclusione, allontana la difesa dell'Akragas, poi Nanauvosu torna indietro da Miceli che riparte da Seiter, Lucera rientra sul destro, allarga il gioco su Gianluca Muratore che è completamente solo dall'altro lato, il cross in mezzo di Muratore, il pallone a cercare Lucera, allontanato da Cipolla, e poi questa conclusione sbagliata da parte di Colley che però si concretizza in calcio d'angolo in favore del Gemini. Mentre occhio a queste spinte in area di rigore, l'arbitro va a richiamare prima i giocatori e poi anche qualcuno della panchina del Gemini. Il cross di Lucera direttamente in porta, allontana Cipolla e poi rimessa laterale per i Gemini. Lucera, il recupero palla da parte di Tripoli che prova a far partire l'azione con Gambino, guarda in mezzo Gambino, viene chiuso in maniera perfetta da Nanauvosu che prova a far partire i suoi ragazzi. C'è il recupero palla da parte dell'Akragas con Natale Gatto, ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Sostituzione del numero 10, entra il numero 15, Edoardo Pinola. Dopo tante conclusioni sbagliate, alla fine arriva quella giusta da parte di Natale Gatto, che riesce a battere Saglimpeni. C'è stata la sostituzione da parte dell'Akragas, è entrato in campo Di Mora. Lucera, poi recupero palla da parte dell'Akragas con Cipolla. Tripoli, arbitro ferma il gioco, calcio di punizione per l'Akragas e qui viene ammonito. Il calcio di punizione per il Gemini e viene ammonito Tripoli, credo. Prende il gioco con il recupero palla da parte del Gemini con Muratore che va alla conclusione, pallone che si spegne alto sopra la traversa. Questo muratore Ci avviciniamo sempre di più al 90°. Ancora 7 minuti da giocare più recupero. Infatti che adesso diventano 6. Mentre c'è questa rimessa laterale a favore dell'Akragas. Noto, Cipolla, Tripoli, pallone in avanti a cercare Gambino,
qui beccato in posizione di offside secondo il direttore di gara, mentre King è andato a protestare con l'assistente Settipani. Lio, Miceli, lancia in avanti a cercare Stassi, qui è meglio però la difesa dell'Akragas. Cagnina, riparte da Cipolla. Qui una serie di colpi di testa e poi il pallone che carambola su Mora, lancia in avanti a cercare Tripoli che rientra. La chiusura difensiva parziale da parte di Miceli, poi il recupero palla di King. Gatto, Yama, di nuovo Gatto, poi il cross di Messina. Gatto appoggia su King che va alla conclusione. Pallone che si spegne sul fondo. Allora riparte il Gemini con Nanao Vosu. Filtrando a cercare Giorgio Stassi che la gira su, credo, Perrone. E allora Miceli, Seiter, cross in avanti a cercare Giorgio Stassi, poi Gatto lo aggira e recupera palla, poi ci pensa Yama, di nuovo su Gatto, recupera palla regolare di Muratore, il pallone su Lucera che rientra sul destro, poi sul sinistro. Fine l'intervento provvidenziale da parte di Cipolla senza fallo. Siamo quasi giunti al 90° minuto. Lontana il pallone Antona. Poi il recupero palla di Messina. Mora. Avanza palla al piede, riesce a servire Gatto. Il cross in mezzo di Gatto, stacca Gambino. In anticipo c'è Seiter. E allora si riparte da Tripoli che preferisce guadagnare e perdere tempo con questa rimessa laterale. Camilleri, Tripoli, si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gattolo di nuovo, segna un grandissimo gol, Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ha fatto di nuovo e l'ha fatto anche stavolta in maniera meravigliosa. Natale Gatto firma una doppietta, un gol più bello dell'altro. Ancora lui, il nostro numero 8, Il poker dell'Akragas firmato dalla doppietta di Natale Gatto. Il primo tempo non aveva offerto una delle migliori prestazioni, poi nel secondo tempo ha dimostrato tutta la sua classe, tutta la sua qualità. Ovviamente parliamo di un giocatore che ha giocato tra Serie D ed Eccellenza, da qualche spezzone in Serie C. Quando il cross di Perrone, Stassi prova a coordinarsi, poi Lucera prova ad andare al volo.
Calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Sostituzione Akragas, c'è il numero 2. Ne approfitta l'Akragas per fare una sostituzione. Fuori Messina e dentro Michele Fragapane. Entra il numero 17, Michele Fragapane. Tanto riprende il gioco Tempo di recupero 5 Cagnina, minuti. mentre l'arbitro ha indicato 5 minuti di recupero. Tanto occhio, Gatto è stato attaccato da Muratore, l'arbitro giustamente fischia un calcio di punizione in favore dell'Akragas. Occhio al pallone in avanti, il tiro di Gambino, poi ci riprova nuovamente Tripoli. C'è il recupero palla da parte delle Gemini che riparte con Antona. Lucera stoppa il pallone. Ancora Raimondo Lucera che cambia gioco su Antona. Preferisce tornare indietro e ripartire da Miceli. C'è un doppio cambio nelle file delle Gemini. Tanto avanza sulla sinistra Lucera. Recupero palla da parte di King, poi Tripoli, attaccato da Seiter. Colli riconquista palla, sguardo verso la porta, serve Lucera. Muratore, toccato da Yama, in atterrato Gianluca Muratore, calcio di punizione per il Gemini. Sono pronti ad entrare in campo Padre Nostro, maglia numero 19. Maglia numero 24 De Gregorio. Per fuori Gianluca Muratore per Muni, credo anche Seiter per Padre Nostro. Altro cambio per l'Akragas, pronto ad entrare in campo Nobile. Sostituzione Akragas, c'è il numero 11, Uscirà Silvio Tripoli, applaudito dalla tribuna. Entra il numero 19, Andrea Nobile. Tre, 93 dei 5, sono passati 3 minuti dei 5 concessi dal direttore di gara. C'è questa punizione per il Gemini e c'è uno specialista come Raimondo Lucera alla battuta. L'anno scorso 27 gol stagionali con il Bagheria, la promozione Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera, pallone che si spegne sul fondo, occasione sprecata dal 99 del Gemini. Allora ne approfitta Cagnina per perdere tempo. Sono entrati in campo altri palloni, qui Lucera ne ha spazzato uno. Cagnina
Poi attenzione al pallone in avanti su Mora, c'è il recupero provvidenziale della difesa del Gemini con Antona. Yama, poi Mora attaccato da Antona che ha la meglio, alla fine c'è il recupero palla da parte dell'Akragas, mentre mancano 20 secondi praticamente alla fine dei 95 minuti. C'è il recupero palla di Gambino che prova a partire in velocità, viene chiuso dalla difesa del Gemini, il pallone però era già uscito, dove si ripartirà da questa rimessa laterale. 95 in questo momento, l'arbitro dà uno sguardo all'orologio. Navosu attaccato da due avversari, Antona, pallone in avanti a cercare Padre Nostro, poi la copertura difensiva dell'Akragas, colpo di testa in avanti a cercare Stassi, recupero palla di King, occhio al pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione, l'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Akragas e Gemini. Questo ottavo di finale di Coppa Italia d'andata terminato per 4-1 in favore dei padroni di casa. È stata davvero una bellissima partita giocata ad altissimi livelli. Ricordiamo le marcature: nel primo tempo il vantaggio del Gemini con Giorgio Stassi e poi nel secondo tempo ha messo il turbo l'Akragas ed è andata prima al pareggio con Tripoli, poi al raddoppio con Cristian Yama. Ricordiamo che Yama ha sbagliato un calcio di rigore ed infine ci ha pensato Natale Gatto con una doppietta e con due autentiche meraviglie. E allora dal comunale Toto Russo di Aragona è tutto. Guardiamo il risultato di Akragas Gemini 4-1. Un saluto da Giulio Tasca, amici di Sportissimi, alla prossima!